Buongiorno, questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle con lei. E per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero. Ahora después se lo proveré, Petra Napoletano dit che mi apre e la prima sta grande Petra, buongiorno, 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 una buona giornata e un buon 13 giugno, un buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Antonio, Antonella, Antonio, Torino, a tutti voi auguri, auguri di buon onomastico, Tonia, Tonio, Antonio, Antonino, e ce ne sono tantissimi, tantissimi, tantissimi. Ciao Ruggero, buongiorno anche a te Ruggero, grande Ruggero Pedico. Una buona giornata a tutti quanti voi. Oggi è martedì 16 e sto cassato io oggi sono da solo perché il buon Franco sta in Inghilterra. Sempre corsi di aggiornamenti, da cui soldi si è messo. Va bene. Eh sì, buongiorno Sabino D'Alessio, buongiorno, buongiorno ragazzi, buona giornata, buon tutto, una buona giornata dal cuore. Oh Michele carissimo, buongiorno Michele, Carmela buongiorno, un buongiorno con il sorriso, Radeim Simbers. Scherziamo anche se la vita è brutta e cattiva, perché c'è sempre da pagare la bolletta, c'è sempre da pagare il telefono, c'è sempre da pagare la luce, c'è sempre da pagare le tasse. E qui siamo alla scuola Musti, alla mia destra. Oggi è festa tutto bene perché è un nome molto molto comune Antonio. Io stamattina ho fatto un calcolo, sulla rubrica un'ottantina di amici che si chiamano. Questa è la chiesa dello Spirito Santo. Spero che non ho nessun problema. Michele, ciao Michele Di Pietro. Passaggio chiuso e vai. Ma la sonno è la vita che tu imparerai con grande proposito e un passo che fai è un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballare. E vogliamo fare anche gli auguri a chi festeggia compleanni, qualsiasi ricorrenza, matrimoni, perché il 13 giugno è la giornata dove qualcuno ha incoronato il sogno di sposarsi, eppure è incoronato un sogno di separarsi, di divorziarsi. È sempre una ricorrenza, bella e brutta, auguri a tutti. E che mi dice, ma dobbiamo scherzare. Buongiorno a te. E allora, questa città si sveglia con questo bellissimo sole, con un bellissimo sole, ormai l'estate è arrivata, vedete che bella la fontana accesa, qui siamo alla stazione, oggi stiamo facendo un altro giro particolare perché siamo da soli, anche per non fare gli stessi giri. Purtroppo è la linea che dobbiamo vedere, va e non va, che di qua mi sa che ogni tanto ci dà fastidio, però l'importante è esserci. Una buona giornata, un buon martedì 13
Buongiorno a te, buongiorno a te. Ecco il The Gate del grande Franco e Sergio. E allora, a proposito, oggi c'è una bella notizia sul giornale, da 5.000 euro siamo arrivati a 40.000 euro per l'estate barlettana. Oh, sono arrivati 35.000 euro in più, e allora già qualcosa si potrebbe fare. Noi di Barletta Vest ci stiamo organizzando per far sì che l'estate barlettana non la facciamo passare così inosservata, perché ci teniamo tanto al nostro popolino, perché il popolino, se non ci pensa il popolino, perché noi siamo il popolino, non ci pensa nessuno, che noi le cose le facciamo sempre gratuitamente, chi viene a cantare, chi si viene a esibire lo fa gratuitamente, noi gli diciamo trovati lo sponsor e vieni a cantare, se sei bravo. Ci saranno già qualche scuola di danza che ci ha contattato, che vuole partecipare, c'è anche qualche cantante, c'è qualche barzellettiere, faremo di tutto. Voglio fare gli auguri veramente di cuore a mia sorella Antonella, a mio nipote Antonio, all'altro nipote Antonio, io ho due nipotini che si chiamano un Antonio e l'altro è un nipotino acquisito, ma lo voglio bene, Antonio, sempre Antonio Sarci, che ieri diede spettacolo ai Cappuccini a giocare a pallone, fece qualcosa di eccezionale, veramente è un ragazzo che merita di giocare, perché ieri fu una bella partita con un avversario tosto e la partita finì 8-7, ma fu una bella partita. Oh Ciccio, buongiorno! Un saluto al mio Un saluto al mio grande amico Sebastiano La Vecchia, grande Sebastiano, che ora non ci sta a Barletta. Ciao Bastiano, buongiorno. Caffè, buongiorno a chi non c'è. Ecco qua, siamo in via Andria. Ciao Bastiano, buongiorno Sebastiano, buongiorno. Io dei giorni miei. E poi siamo qui dove io avrei proposto di farla qua, sarebbe bello farla qua la stazione della Bari Nord, così elimini già un passaggio a livello, vedete, con questo, vedete, farla qua, passaggio, e si elimina già il passaggio a livello di Andria. Eliminando questo passaggio, buongiorno Giovanni, ciao Gianni, eliminando questo passaggio, già, anche se il passaggio di Andria non è quello che dà fastidio, perché ci mette sempre poco, però lo elimini e puoi fare un sottovia a quello di via Canosa. Che bello quando la gente ti riconosce, ti saluta, è bello. Ieri c'è stato il funerale del ragazzo e dice che è stato molto straziato, purtroppo io sono andato a lavorare e sinceramente è meglio così perché io non ce la faccio più andare a vedere questi cosi,
questi funerali sono veramente strazianti. Dove ci sta show? Che mettere da ci tu dici che non fatti? Boh. Parliamo anche di queste cose, per esempio la benzina costa tanto e te la metti pure tu. Avete capito? Costa tanto e te la metti pure tu la benzina. Cioè, ma veramente stiamo a domandare, ci sembra non lo sa più nemmeno come ma dici. Sì, si mette la benzina, la paghi tanto e te la devi mettere anche col self-service. Mannaggia. Buongiorno a tutti quanti voi e buon onomastico a chi si chiama Antonio, Antonella, Tonino, Tonia. Auguri a tutti, auguri di vero cuore. Buona giornata, vi auguro un buon martedì, divertitevi, volitevi bene che la vita è bella. La vita è bella. Sì. Buona giornata. Salutatevi, anche voi che state fuori, salutatevi che è bello. Il saluto è essere educati, perché diceva voleva mio padre, faceva salutare è una cortesia, rispondere è un dovere. Sia ben chiaro, cari amici. Probabilmente papà me l'ha sempre insegnata questa cosa. E con questo vi saluto e vi auguro il meglio del meglio. Buona giornata, ci vediamo domani mattina se Dio vuole. Parlet e a vest. Che c'è niente, a fate che e a vest. Ciao ragazzi.